C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le web. Consigliera Manes. Grazie Presidente. Sì, dunque la delibera si prevede questi due passaggi, no? L'operazione di riassetto societario quindi prevede l'aumento del capitale sociale di Veritas riservato al solo socio del Comune di Venezia per un valore complessivo di 30 milioni di euro e più, da realizzarsi appunto attraverso il conferimento di questi due beni immobili. Lo scopo dichiarato, come abbiamo sentito, è quello di mantenere la partecipazione azionaria dei soci coerente con quella attuale. Queste due aree però diciamo, sono soggette al piano di recupero Sirma Boschetto per l'area Sirma Boschetto, che è ancora in itinere e non è approvato. Quindi il valore di stima determinato con la perizia è subordinato all'approvazione del piano di recupero che abbiamo citato. Il discorso dei costi di bonifica. Gli interventi di bonifica rappresentano purtroppo, ed è questo il discorso, una variabile significativa che può condizionare in negativo il valore individuato in precedenza. E quindi mancano, come si è anche detto, delle certezze su questo punto. In più, alcuni mappali di queste aree risultano essere gravati da servitù che ne limitano l'utilizzo. E quindi quest'area è parzialmente inutilizzabile di fatto. Quindi sulle intenzioni di Veritas di poterla utilizzare, come è stato detto, non so se questo possa effettivamente accadere. Comunque l'operazione è molto complessa perché non ci sono solo queste due fasi, ce ne sono almeno 5. C'è l'acquisto delle quote azionarie residue di Alisea SpA da parte di Veritas SpA, l'acquisto di una quota azionaria dell'8,69 di Asi SpA da parte di Veritas SpA, previa modifica dello statuto di Asi SpA. C'è l'aumento del capitale di Veritas SpA riservato al socio del Comune di Venezia per un complessivo valore di 30,98 milioni di euro e un ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas riservato ai soci di Asi SpA mediante lo scambio della totalità delle azioni Asi residue per un valore di circa 27,1 milioni di euro e per ultima la fusione per incorporazione delle società Alisea, Asi e Veritas. Quindi è molto molto complessa, circa l'opportunità di un parere aggiuntivo io sono fermamente convinta, anche perché se è vero che alcuni comuni hanno deliberato, è anche vero che quelli che hanno mosso delle criticità sono stati molto pesanti, i collegi dei revisori dei conti che hanno espresso delle perplessità. Innanzitutto dove è stata votata la delibera è stata votata in maniera, dove c'è stato il parere dei revisori in alcuni casi è stato disgiunto, cioè il sì, il parere favorevole per la fusione, l'aggregazione, ma un parere contrario al conferimento dei beni, oppure questo conferimento dei beni subordinato ad ulteriori approfondimenti. Voglio citare il parere dell'organo dei revisori dei conti di Martellago, vi invito a leggerlo perché è molto pesante e non si può prescindere da una ulteriore valutazione, secondo me. Grazie.